Francesco Guardi, il grande pittore veneto del Settecento, non era quel povero uomo che una falsa tradizione, o forse meglio una leggenda ottocentesca, ci ha voluto far credere, un miserello venditore ambulante dei propri quadretti sotto le procuratie di San Marco. Quella tradizione o leggenda si sarebbe dovuta riferire semmai al figlio Giacomo, imitatore stantio dell'arte paterna. Ma Francesco era un signore, non ricco perché non possedeva palazzi né ville né gondole con gondolieri, ma benestante. Aveva una bottega ben avviata in una casetta modesta. Aveva un fideicommesso con case e terre lasciategli dal padre nel Trentino, in Val di Sole. Aveva un titolo nobiliare dell'impero austriaco, a cui evidentemente teneva, perché ancora in epoca matura si firmava con il De. Era insomma, come si dice a Venezia, un signoretto. Veste con ricercatezza, porta fine biancheria di pizzo e sete ricamate. Ogni suo tratto parla di arguzia e di intelligenza, quasi un bonario e delicato Voltaire cui la parrucca incipriata dà l'ultimo tocco di finezza. Pietro Longhi ce lo raffigura così in un ritratto dell'artista. La vedutistica era già nel 1764, negli anni 60 del Settecento, l'attività principale di Francesco. Ad essa egli dovette la sua fama e sola per tutto l'Ottocento gli sopravvisse. Vedute di Venezia e della terraferma, quest'ultime rarissime, paesaggi di fantasia con rovine, lagune, barche, piccoli capricci immaginosi. Questi erano i temi che al maestro sono sempre stati richiesti e che ancora oggi definiscono nell'opinione comune l'arte di Francesco Guardi. Grande era stata in lui l'influenza di Michele Marieschi, il gusto per le vedute di fantasia, per i capricci, egli lo ereditò proprio più dal Marieschi che dal Canaletto, ma anche Antonio Canal ovviamente ebbe la sua parte equale nella formazione di Francesco e sarebbe stolto negarlo. Laglietti, nel suo Necrologio del Guardi, pubblicato a 5 anni dalla morte dell'artista nel 1798, afferma che la vedutistica fu la sua precipua professione, che egli andò sulle tracce del Canaletto, morto 30 anni prima, e che non è piccolo onore del Guardi, questo è riportato tra virgolette, che egli fosse, come fu realmente, reputato un altro Canaletto. E qui si delinea la superiorità supposta del Canaletto sul Guardi, un'idea che andò radicandosi nell'Ottocento con il prevalere del gusto neoclassico, ovviamente, ma che perse quota con il romanticismo. La sua pittura, la pittura del Guardi, infatti, anticipava il gusto a venire. Gli spiriti più avveduti la ricercavano, e che proprio nell'Inghilterra di Turner e di Bonington le opere del Guardi fossero ricercatissime già sul principio dell'Ottocento è un fatto sommamente indicativo. In Francia la predilezione per il Guardi coincise, o meglio si ravvivò, con l'epoca degli impressionisti e continua vivissima ancora ora, appunto per le relazioni affettive dei francesi con l'arte che a quei pittori si collega e che in qualche modo vede in Guardi un suo precursore. Queste erano riflessioni tratte liberamente dal saggio di Antonio Morassi per il catalogo Electa riguardante i dipinti della famiglia Guardi, l'intera famiglia Antonio, Francesco e Niccolò Guardi.